Le elezioni sono andate in archivio da un pezzo, il Consiglio lavora a pieno ritmo e pure la Giunta. La macchina può partire, ma a fianco del pilota, che in questo caso è il sindaco Nicola Finco, fa comodo avere un navigatore che conosce a menadito come funziona un apparato complesso come quello del municipio dell'8° comune del Veneto. In queste settimane ho formato la struttura di gabinetto del sindaco, ho trovato un paio di profili, il profilo apicale è il capo di gabinetto che l'ho individuato nella figura di Angelo Macchia, quindi è una persona di lunghissima esperienza amministrativa, più di 30 anni all'interno della pubblica amministrazione, ha seguito per molti anni il comune di Vicenza in qualità di segretario generale, ha seguito per moltissimi anni la provincia di Vicenza sempre in qualità di segretario generale e poi moltissime altre amministrazioni comunali ma anche partecipate della nostra provincia, non solo. Dalla A di Asiago alla Z di Giugliano sono tanti i comuni del territorio in cui Macchia ha lavorato. E ora, in questo alfabeto istituzionale, va aggiunta anche la B di Bassano. Una persona che mi accompagnerà nel corso di questi anni per risolvere le tante criticità e i tanti problemi che abbiamo all'interno del nostro comune. La lista della spesa è lunga e comprende tutti i grandi temi della città, fra incompiute e sogni da tirare fuori dal cassetto in cui rimangono a prendere polvere da troppo tempo ormai. Abbiamo ovviamente i vari temi caldi, quindi in primis abbiamo tutta la questione del piano Marma, abbiamo tutta la tematica delle case di riposo, che sono i due temi principali sui quali stiamo lavorando in queste settimane, ma poi sappiamo le tematiche sono tante, dal teatro a tutto il problema insomma anche degli interventi da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista anche dei lavori pubblici, quindi carne al fuoco ce n'è tanta, però insomma uno alla volta cerchiamo di risolverli questi problemi. Insomma, le cose da fare sono molte, come pure i passaggi per riprendere i molti fili sciolti dell'arazzo bassanese. E Finco avverte, ci vorrà pure qualche mese per poter mettere in moto la macchina. Il municipio ha poco più di 2 mesi, la giunta è stata nominata i primi di luglio, insomma il tempo di prendere le misure, ovviamente poi la macchina parte. Se poi qualcuno pretende che in 2 mesi si risolvino tutti i problemi di una comunità, per carità, ognuno ha le sue pretese, ma io sono abituato a fare le cose e ad annunciarle una volta risolte e una volta fatte.